Amici bellini, ho aspettato ed è bene aspettare, è bene, è prudente, in modo tale che le notizie sono un poco più, si inseguono sempre i rumors, però sono un po' più precisi, escludiamo delle cose, quindi adesso che si parla di Raspadori con più insistenza, vediamo insieme, cominciare. Allora, con le cose importanti prima, Giuseppe Nicosia, lo diceva pure Totò, in quale film? Nicosia, non me lo ricordo, me lo dite voi nei commenti che siete più bravi di me. Iscrivetevi al canale come state facendo, tu nuovo, che sei capitato, tu nuovissima, iscriviti al canale perché ci divertiamo, evitiamo di dire cose strane e con calma analizziamo quelle che sono le notizie che escono e le analizziamo insieme. Allora, me lo lasciate un like per Raspadori, perché se veramente è Raspadori poi la scelta del Napoli, a me piace. Devo dirvi la verità, ci sto ragionando, sto cercando di ragionare tatticamente su Raspadori. Adesso facciamo un giochino, lo mettiamo anche in campo con un Ambrabam tattico, ci spostiamo qua, la maglia è un po' azzurra e un po' blu in questo caso, e vediamo un pochino. Io difendo la città, difendo il New York City dell'hockey. Allora, ovviamente in questi giorni si sta parlando assai i soliti nomi, no? Perché Meret abbiamo stabilito, non l'abbiamo capito perché non abbiamo sentito le parole sue, però abbiamo stabilito che probabilmente non vuole rinnovare se poi il portiere che arriva è un portiere di alto spessore. Allora noi qua non sappiamo effettivamente chi ci dobbiamo mettere. Per ora ci mettiamo Meret con un punto interrogativo e il sostituto, ma per sognare ci mettiamo Navas, ci mettiamo un punto interrogativo, può essere Neto, può essere Kepa, whatever, li mettiamo qua e spero che il Napoli faccia una scelta del genere, perché ragazzi, i portieri gli errori li fanno, però a seconda, cioè, l'errore lo può fare Meret, come lo ha potuto fare Ospina, come lo può fare Navas. Non è che arriva Navas e la porta è blindata, Neto, Kepa, eccetera eccetera. Tutti i portieri fanno degli errori prima o poi, però se il portiere almeno ha leadership, ha esperienza internazionale, può guidare la difesa, una difesa che sarà nuovissima in parecchi elementi, Kim, Ostigard, eccetera, c'è lo stesso Oliveira, è bene che ci sia un portiere che si faccia rispettare, e quindi sotto questo punto di vista speriamo che il Napoli possa fare uno sforzo. La settimana prossima dovrebbe essere la settimana in cui la situazione portiere si stabilisce, perché Spalletti non può aspettare oltre, siamo quasi ad agosto e quindi mancano un paio di settimane alla fine, all'inizio del campionato. Guarda un po', ci siamo, e quindi stabiliamo un pochino quella che è la formazione del Napoli al momento. Qui indissolubile, titolare inamovibile, c'è Di Lorenzo C, perché è anche capitano. Il suo sostituto al momento è Zanoli, ma ci scrivo solo Z perché è sia Zanoli che Zerbin in questo momento. Se Zerbin dovesse rimanere un po' come è rimasto Zanoli l'anno scorso, c'era Malquit e poi Zanoli ha preso corpo come secondo di Lorenzo, qui in questo momento c'è Zanoli e potrebbe essere Zerbin ancora più duttile, che può giocare sia in avanti sia dietro, sia a tutta fascia, sia a sinistra che a destra. Insomma, un vero e proprio jolly, un nuovo Elmas che però può far parte anche della difesa su tutte le fasce. Quindi ce lo mettiamo qui come idea di Spalletti, eccetera eccetera, e anche della società ovviamente. Da questa parte ci mettiamo Rachmani, e come suo primo sostituto ci mettiamo Ostigard, e qua non abbiamo dubbi perché sono giocatori simili, sono il famoso difensore roccioso, e va bene. Da questa zona ci mettiamo Kim Min-jae, non lo scrivo nemmeno Min-jae, lo chiamiamo Kim per facilità, e dietro di lui JJ, che sta dimostrando sempre di più di essere un vero e proprio leader dello spogliatoio, lo amano tutti, si comunica bene anche con i tifosi, ci piace. E qua permettetemi se io faccio partire comunque Mario Rui da titolare inizialmente, e subito dietro Oliveira, che dovrà fare un percorso di adattamento. Oggi ha parlato Oliveira, penso di poter dire, non l'ho sentita integrale, ma penso che non abbia detto niente di che. Mi metto dove capita, il modulo non è un problema, voglio impegnarmi, Cavani, la garra, eccetera eccetera. Poi centrocampo, se noi pensiamo ad un 4-3-3,
Quindi allontaniamo un pochino perché non deve stare troppo isolato Osimhen là. Ci mettiamo Lobotka qui e su questo non c'è dubbio. Come suo primo sostituto Demme, che può fare il centrale da questa parte. Qua ci mettiamo Anghissà e credo che siano questi i titolari inamovibili in questo momento di Spalletti. E anche qui il sostituto deve essere considerato Demme. Questa è la cosa un po' strana, ecco perché non possiamo poi rinunciare a tutte le riserve che abbiamo, perché in questo momento ancora dobbiamo stabilire le gerarchie. In questa zona io credo che Spalletti preferisca ancora Fabian, che con un po' più di libertà può anche andare al tiro. Ovviamente c'è ancora Zielinski, che però dobbiamo controllare, dobbiamo sempre capire se il West Ham affonderà il colpo e quindi se lo porterà in Inghilterra. In questo momento questa è la situazione. Al posto di Demme qua, se vogliamo fare il gioco delle parti, c'è sempre Elmas che può fare una delle due mezze ali, può giocare così, e ricordiamo che questo centrocampo si sposta anche così, il triangolo diventa al contrario, ma questa credo sia l'idea iniziale di Spalletti, anche per abbassare un po' Zielinski, e l'idea del sottopunta che l'anno scorso funzionava con Fabian e Anghissà qui, con Zielinski funzionava, però abbiamo vinto pure parecchie partite, però pare che Spalletti stia abbandonando questa idea. Qui io ci metterei Kvara come titolare inizialmente, perché sta facendo molto bene, e in questa zona Lozano ha fatto quei 2 gol, c'è sempre Politano e sarà il ballottaggio solito, il solito ballottaggio. Unas pensiamo che sia in uscita, Petagna pensiamo che sia in uscita, aumentano le voci, e qua ci mettiamo Osimhen. Ora, il primo sostituto di Osimhen, non parliamo più di Simeone, ma parliamo di Raspadori, il quale come caratteristiche, per quello che ci ha fatto vedere finora, è un giocatore che non disdegna il tiro a giro, per alcune cose simile anche ad Insigne, piccolino, con tecnica, con dribbling eccetera eccetera. Gli piace anche partire da sinistra, quindi Raspadori potrebbe in un 4-3-3 anche ricoprire la zona di Kvara, e quindi qui tu ci puoi mettere Kvara, ci puoi mettere Raspadori, ci puoi mettere Lozano, ci puoi mettere lo stesso Elmas, e quindi abbiamo un vice Osimhen che può giocare anche con Osimhen in questa zona, nel caso in cui ti trovassi a dover, magari stai in svantaggio, vuoi aumentare la capacità offensiva, e quindi c'è un Raspadori anche dietro Osimhen che può alternarsi. Raspadori prima punta al posto di Osimhen, e perché no? Perché Raspadori, per sue caratteristiche, non essendo una punta alta, grossa, statica, è uno che può venire incontro e lavorare un po' come lavorava Mertens. Il paragone tra Raspadori e Mertens ovviamente è tutto da prendere con le molle, perché Raspadori è un giocatore molto giovane, un giocatore che ha fatto intravedere già delle bellissime cose. Leggiamo, perché le notizie, queste vengono da Venerato, poi lo stesso Venerato proprio ieri, se non vado errato, a calcio Napoli 24 ha detto: non verrà mai, non illudete i tifosi del Napoli, Raspadori non verrà mai, ma nel calcio tutto è possibile. E oggi lui ci dice: gli agenti di Raspadori hanno comunicato al Sassuolo di aver raggiunto un accordo verbale con il Napoli fino al 2027 con ingaggio di 2,5 più 500.000 euro di bonus. Questo farebbe il paio con le parole di De Laurentiis. Si dice: io se devo spendere 4 lordi, 4,5 lordi per Mertens, preferisco darle a un giovane. Ecco che spunta il profilo di Raspadori come un profilo logico. Ecco perché noi, quando dicono Cristiano Ronaldo si può fare, no, non si può fare. Raspadori invece si può fare, e rispetto a questi giocatori il Napoli può fare anche uno sforzo di cartellino. Il cartellino sarà poi la chiave, perché De Laurentiis parrebbe, io dico sempre parrebbe, aveva già offerto 25 milioni al Sassuolo, il giocatore ha fatto capire che vuole partire per migliorare la sua carriera e il suo stipendio. Però la prossima settimana ci sarà un nuovo vertice tra i due club, il Sassuolo vuole più di 30 milioni e poi conterà molto la tempistica, dato che nel caso il club dovrà sostituire Raspadori. Il Sassuolo ha comprato un attaccante giovane che potrebbe sostituire Scamacca, a quel punto si devono pigliare un altro giocatore per sostituire Raspadori. Questo è il problema, è che
se proprio devo dirvela tutta, il Napoli avrebbe dovuto prenderlo prima che si chiudesse poi l'affare Scamacca in Inghilterra, perché a quel punto il Sassuolo ti può dire ma io non ho necessità di vendere, anzi se adesso devo vendere anche Raspadori dopo aver venduto Scamacca me lo devi pagare caro e amaro perché lo devo sostituire, ed è un discorso giovane. Questo significa aspettare un po' troppo, che magari sì, tu aspetti di liberarti delle tue pedine, delle caselle, però poi la squadra avversaria, che poi il Sassuolo non ci è mai stato amico nelle varie trattative, hanno sempre fatto quello che... Quindi ragazzi, questa è la situazione al momento. Ci aggiungiamo come notiziola per la prossima amichevole in Maiorca. Tra l'altro io stavo in G, sarà un macello. L'amico Giorgiano, c'è questo amico Giorgiano che ci fece sapere lui le cose della cosa in Turchia eccetera eccetera, e ci dicono: il marketing manager del Maiorca conferma che a causa del contratto con il Napoli, il live di YouTube che loro danno, perché Maiorca dà la live su YouTube gratis, disponibile solo dal territorio spagnolo. La logica ci impone di pensare che il Napoli non sapeva che con la dama de Mispor loro avevano previsto questa cosa e hanno perso tantissimi spettatori paganti perché c'era la possibilità di vedersela gratis, e quindi si sono premuniti e hanno detto con Maiorca, non vi permettete, oppure sì, la volete fare perché voi avete le cose vostre, benissimo, solo gli spagnoli se la possono vedere, chi è residente in Spagna se la può vedere su YouTube gratis. Ovviamente ci sono delle soluzioni per il tifoso del Napoli che smanetta con i VPN eccetera eccetera. Vediamo un pochino cosa succederà, perché ci interessa guardarle queste partite. Noi dobbiamo vedere come sta migliorando il Napoli, la manovra, le piccole cose, gli specialisti, dobbiamo vedere i calci di punizione eccetera eccetera, perché in questo momento in questa formazione dobbiamo sperare che Kvara si prenda le sue responsabilità e batta i calci di punizione, perché non Lozano, non Osimhen, Fabian l'abbiamo visto poco, Lobot che è giusto per qualche passaggio facile, Anghissa no, Mario Rui li batte, lo stiamo vedendo, Kim no, Rachmani no, Di Lorenzo no, Bennett no, anche se Meret sta giocando, stai facendo giocare a mezzo campo, non è portiere da parà, ho capito, ma lo ha fatto anche Ospina l'anno scorso, che in alcuni momenti dell'allenamento giocava da difensore proprio per gli scambi così, e farlo abituare. Spalletti queste cose le fa e secondo me non è neanche male, meglio ovviamente in allenamento che non in partita, perché poi nessuno di questi portieri è Pepe Reina, che può giocare con i piedi meglio di Jorginho, di Allan e di Hamsik. Insomma signori, se viene Raspador io sono veramente contento. È chiaro, meno gol nelle gambe rispetto a un Simeone, però più d'utilità, perché Raspadori lo puoi mettere qui, lo puoi mettere sotto punta, lo puoi mettere anche a sinistra. Sotto questo punto di vista io credo che il profilo sia adattissimo, ed è un profilo che somiglia molto per caratteristiche per me più a Mertens che ad Insigne, perché Raspadori la prima punta la può fare alla Mertens, piccolino che viene incontro, che scambia stretto con questi giocatori che ce l'hanno, magari più con Politano che con Lozano negli scambi stretti, sai, quegli scambi così, però si può fare con l'appoggio, però con l'appoggio dei centrocampisti, perché se poi Raspadori viene incontro si devono buttare, chi è che si butta meglio lo sappiamo, è Elmas, quindi noi dobbiamo puntare su questi giocatori qua. Se viene meno Zielinski, lo so, si sta parlando di Lo Celso, io vi ho detto il fatto di Veretù, ci sta anche l'ipotesi che venga promosso Gaetano, ve l'ho sempre detto, vediamo quello che succede, calma. Io anche su Raspadori, prima di esultare dobbiamo aspettare il famoso tweet presidenziale, vediamo se è successo qualche altra cosa, perché sennò vi dico, perché sicuramente nel momento in cui io premo è finito il video, Barcellona, eccetera eccetera, che è successo, tutto a posto, benissimo, da New York, quindi Valerio Fluido è tutto, lo abbiamo coperto il discorso Raspadori. A centrocampo dipende ancora dal mercato, calma, però muoviamoci perché poi si deve fare in fretta, vai, lascia, il like, mi siete scordati. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.